Il Mozzanica si conferma capolista anche grazie al successo con il neopromosso Vittorio Veneto, battuto 6-0. Parte subito all'attacco la squadra di Nazzarena Grilli, al quinto si sblocca la partita in favore del Mozzanica, Iannella da fuori, Reginato respinge, Cambiaghi calcia e dalla sinistra centra l'incrocio dei pali sulla ribattuta. Valentina Giacinti non può sbagliare. Dopo 10 minuti è ancora Giacinti a chiamare in causa Reginato, ancora una volta presente. Sulla ribattuta è Elisa Bartoli a siglare il raddoppio. Al 19esimo Tonani mette una gran palla al centro per Giacinti, controllo sopraffino e tocco che batte Reginato per la terza volta. Abbiamo giocato con tranquillità, facendo le cose che sappiamo fare, mettendo in pratica quello che durante la settimana proviamo e quindi è andata bene. Alla mezz'ora arriva il poker con Sandy Iannella che da dentro l'area da posizione defilata batte ancora Reginato e chiude anzitempo la partita per l'ex giocatrice della Torres e la rete numero 100 in Serie A. Al 37esimo ci prova anche Cambiaghi, girata di testa che centra la traversa prima di uscire. Nel recupero del primo tempo il 5-0 lo firma Scarpellini, la più veloce a risolvere una mischia in area su palla da corner. L'importante adesso è comunque vincere tutte le partite, perché comunque è un campionato con una classifica abbastanza ristretta davanti e sappiamo che la prima che sbaglia può fallire il colpo dello scudetto. Mi aspettavo un po' meglio oggi, secondo me non siamo partite benissimo, potevamo far meglio, difenderci meglio tutti assieme nel primo tempo, così come abbiamo fatto nel secondo, però comunque il Mozzanica è una buonissima squadra e è prima e si vede, insomma. Nella ripresa Giacinti va vicina al tris, Reginato è bravissima nell'uscita a chiudere sull'attaccante del Mozzanica. La tripletta da lì a poco, Stracchi mette un pallone comodo per Valentina Giacinti che chiede di essere solo spinto in fondo alla rete e hat-trick per il capocannoniere del campionato che sale a quota 26. Reginato continua a dimostrarsi portiere di assoluto valore e nel finale lo conferma respingendo un calcio di rigore a Valentina Giacinti. Di fronte a squadre così non possiamo fare altro, insomma, che cercare di dimostrare i nostri miglioramenti, però insomma diciamo che va bene così, dai. Al fischio finale netta vittoria per il Mozzanica contro il Vittorio Veneto per 6-0. Sono arrivati e penso anche con una buona prova da parte di tutta la squadra, sia di quelle che hanno giocato titolari e anche di quelle che sono entrate dopo. Il campionato è diviso in due tronconi, ci sono 4-5 squadre che giocano per lo scudetto e 6 squadre che si giocano la salvezza. Molto bello così. Abbiamo archiviato questa partita, adesso abbiamo 2 settimane di riposo, cerchiamo di concentrarci e di fare dei buoni allenamenti in questa sosta e noi puntiamo il Luserna in casa fra 3 settimane e là è il nostro campionato.